Direttore, una riflessione globale con anche poi esempi, buone pratiche a livello internazionale, ma avete voluto comunque mantenere una radice locale anche legata ad esempio a progetti, alle workshop che proprio la Fondazione sta portando avanti riguardo Prato della Fiera. Beh, le giornate di studio quest'anno si prestano particolarmente bene a una lettura diversa, a due livelli di grande convegno internazionale con nomi importanti che possono portare delle testimonianze utili per dare nuove idee su un uso degli spazi comuni, ma al tempo stesso molto radicata sul tessuto della città perché Treviso, come tante città, si interroga sui problemi dello svuotamento del centro urbano e si interroga anche sull'utilizzo, sulla gestione, sul senso di certi spazi che non hanno una targhetta, che non hanno un uso definito. Prato della Fiera è questo esempio che ha bisogno di cominciare a essere riempito di contenuti. Ma si possono anche lasciare degli spazi vuoti? Magari si immagina appunto riempire, che significhi costruire edifici o comunque arredo urbano, metterci fisicamente qualcosa. Può essere invece uno spazio cittadino che rimanga appunto, tra virgolette, vuoto? Allora, il problema è proprio questo. Ormai siamo troppo spesso abituati a riempire, a progettare, a costruire e il vuoto ci fa molta paura. Uno spazio vuoto può essere riempito via via di contenuti, via via di attività, ma non stabilmente e ci disorienta rispetto al nostro modo di essere in questo periodo, ci disorienta il fatto che non sia strutturato, il fatto che non sia certo il suo utilizzo e siamo anche tutti molto impauriti su quello che succede, sulla malavita, sugli utilizzi non propriamente legittimi e legali e quindi noi abbiamo bisogno di reggimentare tutto, di mettere le telecamere, di mettere la luce e quindi è un pensiero che parla molto del nostro modo di essere oggi. Fa paura soprattutto alle amministrazioni locali, municipali. Beh, le amministrazioni municipali si trovano col guaio di dover decidere, di dover fare i piani di interventi, di dover fare la pianificazione in tempi che siano anche congruenti col mandato dell'amministrazione. E spesso ci sono certi processi che non possono essere gestiti in questo modo.